e io cantai a dare spazio a amici miei. Canzoni non ne faccio e tanta sai, mi faccio 4, 5 pure 6. Ma non mi già venuta, dimmi un ne va, tu fuori come fa, che dà. Navalume dammi mi viene a chiamare, mi sento giri butti ave manare. Tu maestro a Ruggeri mi viene a trovare, a mia mi fece un immenso piacere. Anche a tu giri botti a ne sta mascialari, ogni tanto una goccia acqua mi fa passare. Da Carruggeri mi sta a rivigare, e una tirata stessa marude murruare. Ma non metta venuta, dimmi un ne va, tutto fuori come va, che sta. Quando nascisti tu, nasci una rosa, tu sauro si sentia la megata. Mamma la vinia è sempre impegnata e sta mucciava al re della cannata. Ti parlava d'intra e io di fuori, ti parlava
la muccia re la incannata. Ti brindisi tutta te e andiamo a fare. Sai, la bottiglia è pronta e la riempire, ora scendiamo tutta e pimbiwi. Voglio ringraziare a questa suonare. Oh maestro Lisa e lo d'amore, dimmi dove va, tutto cuore come va, che da. Ringrazia giovane tu e all'amici miei, ringrazia Celentano che sta a cantare. Grazie Giuseppe. Bravo! Questo è un catoio, un tipico catoio monfortese. Catoio deriva dal greco katakeios, significa sotterraneo. Sono le antiche case monovano dei nostri contadini. Ma nel momento in cui dopo il 1500 incominciarono da case terranee a diventare case solarate, questo venne utilizzato come magazzino e come cantina. Anche perché la temperatura in queste grotte allargate con le tecniche degli arabi, la temperatura è sempre uguale, quindi il vino si mantiene in condizioni ottimali. Questo è un catoio molto particolare perché ha un pozzo di acqua sorgiva, ma tanti catoi a Monforte hanno il pozzo. C'è una vena d'acqua che parte dalla collina e arriva fin giù. Quindi tutti i catoi che sono lungo questa linea hanno il pozzo. Andiamo a vederlo. Andiamo a vederlo. Eccolo qua. Il nostro pozzo. La linea non diminuisce mai perché l'acqua entra da quelle pietre ed esce da quelle. Quindi il livello dell'acqua non diminuisce mai. Complimenti. Sei ripartito dopo 3 anni. Eh sì, siamo ripartiti da 10. Infatti abbiamo deciso di utilizzare il logo dei 10 anni perché ci è sembrato giusto ripartire da quel numero. Questa è un'edizione speciale, il 10 bis. E quindi abbiamo ricominciato alla grande, come avete visto, Quindi migliaia di persone che sono venute a trovarci. E domani si continua. Domani si continua in modo speciale, perché domani mattina alle 10 avremo la visita guidata nei catoi, perché abbiamo riaperto antichi catoi, li abbiamo ripuliti, li abbiamo allestiti, quindi domani mattina la visita ai catoi e poi al patrimonio artistico della Chiesa Madre e la zona araba, il quartiere Vetera. A mezzogiorno il pranzo a Porta Terra, sempre gestito dall'associazione Cataba, e alle 5 si riapriranno i catoi per il percorso enogastronomico. Complimenti. Grazie. Abbiamo cercato di ricostruire quelle che era
la vita quotidiana dei nostri bisnonni. Abbiamo recuperato antichi attrezzi, come vedete aspiritera, o chiaveddo, per imbottigliare, o caccatappi, il ferro a carbone, a cioccola. Durante il venerdì santo venivano legate le campane, non si potevano suonare le campane. Allora in chiesa si utilizzava questo. A cioccola. La sponda del carretto. La tradizione monfortese non ha i disegni con i paladini, ma ha i fiori. Poi cosa vi posso fare vedere? Ah, i labaretti per fare la mostata secca o la cotognata, oppure uzuku per conservare il pane. Ecco, questi sono labaretti molto antichi. Vedete che la struttura è completamente diversa da questa. Vabbè, qui abbiamo una vecchia siringa, qualcuno di voi la ricorderà, no? Che le nostre mamme per farci le punture utilizzavano queste siringhe e quando le bollivano noi avevamo il terrore, perché sapevamo che succedeva qualcosa. San Giorgio non poteva mancare, un campanaccio. Questo è un imbuto particolare, era per filtrare la frutta, di conseguenza si metteva la frutta, le bucce restavano qui e il succo scendeva da qui. Vabbè, a statera. E poi un letto, una cuttunata fatta dalle nostre nonne, la biancheria, i cispiti, il seggiolone, a Maida, ucriu, questo è ucriu da farina, vedete che è stretto, mentre quello là è ucriu del mais che è più grosso. Il fuso, questo era per raccogliere la lana. Che vi posso dire? La cultura dei nostri nonni è qua dentro. Grazie. Guarda, e poi
serata bellissima e non vedevamo l'ora di tornare dopo la pandemia. Grande Monforte.